Continuiamo con la classica rosticceria napoletana. Questa volta faremo una classica pizza che troviamo nelle pasticcerie e anche ovviamente nelle rosticcerie napoletane, cioè la pizza parigina. Lo dice stesso il nome, che è stata inventata parigina, vuol dire in napoletano per la regina. Ci sono varie leggende, chi dice che è stata inventata parigina, cioè per la regina, e chi dice che questa è una pizza già fatta in precedenza con impasto sotto e sopra di pizza e al suo interno ripieno, ma venne fatta parigina, cioè parigina intesa come di Parigi. Perché? Perché sopra c'è la sfoglia alla francese, chiamata a Napoli o sfoglia alla francese, cioè la sfoglia alla francese, anziché mettere sotto e sopra l'impasto della pizza, viene chiusa in superficie con la sfoglia francese. In questa pizza io ho inserito la provola di Agerola. La provola di Agerola, che ve lo dico a fare? La provola dei Monti Lattari, Amalfi, Positano. Mamma mia! Vado a fare io la sfoglia manualmente per farvi vedere come realizzare una sfoglia facilmente per rustici e per questa spettacolare parigina. Mi raccomando, andate a vedere tutte le mie ricette di rosticceria. In alto adesso compare il link di tutte le mie ricette della rosticceria classica napoletana. Cliccate sopra e verrete indirizzati a tutti i miei video di rosticceria. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Vi ricordo che sotto alla descrizione, insieme alla ricetta, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questa bellissima pizza parigina. Allora, per l'impasto della pizza abbiamo 400 g di farina 00, 10 g di sale, 5 g di zucchero, 40 g di olio di oliva o strutto o burro, quello che avete, margarina, 5 g di lievito di birra fresco, 240 ml di acqua. Per prima cosa sciogliamo il pezzetto di lievito nell'acqua finché non si scioglie totalmente, poi lo inseriamo nella farina che precedentemente abbiamo messo nella planetaria, più sale, zucchero e olio, mettiamo la metà del liquido di lievito e di acqua. Facciamo impastare finché non chiama l'altra quantità di acqua, sarebbe la metà, e la inseriamo. A questo punto vediamo che l'impasto siamo aggamato e inseriamo l'altra metà di acqua. Vedete, con il totale dell'acqua l'impasto inizia ad amalgamarsi e a diventare molto più molle. Fatto ciò, l'impasto è pronto. Dopo 5 minuti più o meno è pronto e lo alziamo dalla planetaria e lo mettiamo su un piano infarinato e lo facciamo riposare per almeno 5-6 ore prima di lavorarlo. Impastate magari il primo pomeriggio e poi la sera lo lavorate per prepararlo per la sera. Ecco, vado a chiudere con un coperchio fino al suo triplicare il volume. Ecco, per la sfoglia ce ne vorrà circa mezzo chilo. Noi la andiamo a fare ovviamente artigianalmente. Ci vorranno 250 g di farina 00, 5 g di sale, un pizzico di zucchero, 25 g di burro e 125 g di acqua. 250 g di burro per sfogliare, il classico pezzo che troviamo comunemente nei supermercati. Per fare la sfoglia mettiamo tutti gli ingredienti in planetaria e impastiamo tranquillamente. Azionando la planetaria diventerà un bel impasto liscio. Dopo circa 5 minuti di impasto sarà pronto. Lo andiamo a estrarre dalla planetaria. Tutto questo lo faremo nel frattempo. L'impasto della pizza cresce, lieviterà. In un'oretta neanche noi prepariamo la sfoglia, altrimenti la comprate bella e fatta e saltate questo passaggio. Ecco, il nostro impasto è pronto. Lo andiamo a far riposare almeno
un'oretta prima di lavorarlo. Dopo un'oretta facciamo il classico pezzo di burro, lo schiacciamo come sempre, mettiamo i 250 grammi di burro nel panetto per sfogliare e con l'aiuto della carta da forno creiamo un rettangolo per poi inserirlo nell'impasto. Ecco, andiamo a schiacciare il pezzetto dell'impasto precedentemente fatto, mettiamo il pezzo di burro schiacciato al rettangolo e andiamo a chiudere per bene, facendo attenzione a non rompere molto, diciamo, la formazione, anzi dell'unione dei due composti, cioè impasto e burro, e andiamo a fare la classica sfogliatura. Andiamo a fare la classica chiusura a 4, cioè andiamo a capovolgere due volte l'impasto e poi lo chiudiamo in questo modo e ripetiamo questa operazione per 4 volte e la pasta sfoglia sarà pronta. Ovviamente dando un riposo tra una piega e l'altra di almeno 10 minuti, altrimenti è molto faticoso da lavorare. Con questo tipo di pasta sfoglia si possono fare tutti i prodotti di sfoglia che volete, che otterrete una classica sfoglia comunemente usata. Per i ripieni abbiamo 200 g di prosciutto cotto, 350 g di provola di Agerola, 300 g di pomodoro San schiacciato o frullato. Frulliamo i pomodori con un frullatore a immersione. Passate le 5-6 ore, vedete l'impasto è più che triplicato. Andiamo a dare una piccola schiacciata con le mani per rendere l'impasto uniformemente rettangolare. Lavoriamo con farina sotto, un bel mattarello grande come ce l'ho io, in modo tale da agevolare sia la forza che la dimensione per poi metterla nella teglia. Fatto ciò, più o meno allo spessore di 3 mm, mettiamo una teglia da forno di misura massima, quella del forno di casa comunemente che ci sono nei forni, per intenderci la teglia originale dei forni, cioè la più grande, fatta di quel materiale che vengono le pizze abbastanza ottime con quel materiale, e andiamo a stendere, vedete, tutto l'impasto nella teglia. Vado a bucare con una forchetta, se avete un bucapasta potete fare con un bucapasta. Versiamo il pomodoro all'interno della teglia. Voi potete fare sia questo sistema che cospargere, diciamo, il pomodoro con un cucchiaio. Facciamo attenzione a non bagnare molto i bordi, altrimenti si sporca tutta la teglia e poi dopo andiamo in difficoltà a sformarla. Adesso mi vado ad aiutare con un cucchiaio. Adesso vedete lateralmente ho il prosciutto cotto a fette, vado a spezzettare per metterlo in tutti i lati, diciamo, della pizza. Adesso vado a inserire la provola. Io ho messo la provola, voi potete usare qualsiasi latticino a vostro piacimento. C'è chi usa la provola fior di latte o addirittura sottiletta, è ottima anche con la sottiletta. Fatto ciò, prendo la pasta sfoglia creata da me, ovviamente fatta riposare, che poi aspettando le 5-6 ore di impasto che lievitava, ho impiegato un'ora per farla. Diciamo che c'è questo pezzetto in più e vado a stendere, magari con l'altro pezzetto potete fare dei rustici o magari fate un po' di meno della dose indicata. Io ho fatto direttamente un pezzetto di burro da 250 grammi, così se avanza un poco faccio qualche altro prodotto e vado a stendere, vedete, in questo modo, sempre uniformemente. Dove cede l'impasto la vado a battere con il mattarello, vado a prendere le misure
in modo tale da non stendere troppo poco la pasta e poi dopo vado in difficoltà nell'inserimento. Vado a bucherellare anche la sfoglia con la forchetta, piego in due, metto la teglia avanti e voilà. Vado a tirare i bordi piano dove diciamo che non è ben in linea. Fatto ciò, prepariamo il forno a 220-230 gradi. Vado a spennellare con un uovo intero sbattuto con un pizzico di sale al suo interno. Fatto ciò, vedete, vado a infornare, come vi dicevo, a 220 gradi per 15-20 minuti. Dopo 15-20 minuti la nostra parigina spettacolare è pronta. La facciamo riposare per almeno 10 minuti, un quarto d'ora di raffreddamento, altrimenti non si toglie dalla teglia. Io l'ho tolto dalla teglia, guardate, perfettamente. E andiamo a tagliare per vedere come si vede il suo interno. E voilà, guardate che spettacolo, la nostra parigina è pronta. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Mi raccomando, sotto a ogni video c'è il tasto condividi, condividete qualsiasi mio video a vostro piacimento su qualche pagina dei vostri social. Seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, sotto la descrizione insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare il mio canale e renderlo sempre più competente e interessante. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta!